Buon pomeriggio e ben ritrovati a Sicilia 24 Focus. Vi abbiamo raccontato in questi giorni la disperazione delle persone che non potranno usufruire più del reddito di cittadinanza. Vi abbiamo raccontato le proteste, gli sfoghi, abbiamo raccolto le storie, quelle che parlano di una difficoltà reale. E adesso, dal 1° settembre, siamo pronti a raccontarvi e a parlarvi non di reddito di cittadinanza, ma di supporto, formazione, lavoro. Riusciremo a fare l'abitudine a questo nuovo sussidio, a questo nuovo termine? Lo faremo certamente, perché comunque gioco forza, la macchina è partita e ne in qualche modo documenteremo l'iter, ciò che sta accadendo e se in questo caso ci saranno delle difficoltà e dei problemi. C'è chi naturalmente conosce molto bene il tessuto siciliano ed è in grado naturalmente di spiegarci quello che accadrà o quello che sta accadendo e quello che potrebbe anche probabilmente essere un miglioramento, un correttivo. Saluto e ringrazio per essere qua, è uno dei nostri ospiti, Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia. Grazie, buon pomeriggio. Per il gentile invito. È collegato in questo momento c'è invece Lucio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio Di Paola. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, disperazione perché non c'è più il reddito, eppure questa notizia la conoscevamo, no? Sapevamo già dal mese di marzo-aprile, aiutatemi a ricordare bene, quando se non ricordo male si parlava di MIA, era questa la terminologia utilizzata all'inizio, che il reddito ci sarebbe stato per diciamo i cosiddetti occupabili ancora per pochi mesi. Eppure le proteste vibranti sono scoppiate in questo momento. Di Paola, è vero? Sì, è vero, perché comunque rientrava nel programma della destra, cioè loro purtroppo ne hanno fatto una battaglia ideologica, l'abolizione del reddito di cittadinanza, quando invece non si doveva fare questo tipo di percorso, ma si doveva anzi tutelare quel welfare che con gran fatica era stato creato negli anni passati dai governi che si sono succeduti. Oggi noi abbiamo una fortissima difficoltà, soprattutto al sud e in Sicilia, perché circa 40.000 nuclei familiari è già stato sospeso il reddito di cittadinanza con un SMS. Sì. E noi perdiamo non solo la capacità di queste persone di poter vivere dignitosamente, perché ricordiamo sempre che il reddito di cittadinanza serviva loro per vivere dignitosamente, stiamo parlando di 500, 600, 700 euro. Ecco, c'è un piccolo problema sul nostro collegamento, insomma parlava naturalmente Di Paola dei numeri, no? Di questo fenomeno che conosciamo, che abbiamo appunto raccontato in una Sicilia che era praticamente la seconda regione per numero di percettori, segnale assolutamente netto e preciso delle difficoltà, no? Dei siciliani, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. E proprio voi, proprio la CGIL in un recente report ha parlato di un lavoro povero in Sicilia. Sì, perché purtroppo la Sicilia non è soltanto la terra dove il lavoro non c'è. Spesso il lavoro che c'è è un lavoro sottopagato, sfruttato, in nero, e noi su circa 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici siciliani, circa 400.000 hanno un reddito sotto la soglia di povertà e che hanno appunto un salario orario inferiore ai 9 euro appunto l'ora. È naturalmente localizzato in agricoltura, nel mondo dei servizi, in tanti altri settori, e questo però ci dice anche della debolezza del nostro tessuto e del nostro apparato economico. E se mi posso permettere un brevissimo inciso sulla questione del reddito di cittadinanza a proposito degli occupabili. È vero che ad oggi e da qui a dicembre verrà sospeso ai cosiddetti occupabili, però vorrei ricordare che 1/3 di questi occupabili a cui verrà sospeso il reddito di cittadinanza serviva come integrazione al reddito, perché io penso soprattutto ai soggetti più fragili, alle donne, quelli che hanno orari e contratti di lavoro di 2-3 ore giornaliere.
A questi serviva come integrazione reddituale, e questi oggi saranno privi di qualsiasi tutela, e mentre con l'integrazione del reddito di cittadinanza arrivavano a quei 600-700 euro a cui faceva riferimento Di Paola, rischiano soltanto di avere un reddito da lavoro che è spesso di 200-300 euro, e questi sono soprattutto i giovani e le donne, e quindi i soggetti più fragili di questa nostra società, che sono appunto i giovani e le donne, rischiano di essere ulteriormente penalizzati da questa misura. Ecco, torniamo a Di Paola, che vedo nuovamente collegato. Stava proprio parlando di quelli che sono i numeri di un fenomeno davvero molto preoccupante, perché chiaramente diventa emergenza sociale e diciamo, noi abbiamo, come stavo appunto dicendo in apertura, abbiamo raccontato delle proteste che ci sono state un po' in tutta l'isola di Paola, un'emergenza sociale che può essere colmata da questa nuova misura. No, scusate, dico per poco fa sarà caduta la Nessun linea. problema. Non potrà assolutamente essere colmata con questa misura, perché ricordiamoci che loro stanno provando ad inserire una misura che fa un percorso anche legato alla formazione e ai centri per l'impiego, che in teoria dovrebbero funzionare, ma ad oggi non funzionano. Quindi noi stiamo buttando per strada tantissimi siciliani che si ritroveranno ad essere, nel vero senso della parola, schiavi. E quindi stiamo dicendo a questi siciliani che oggi non hanno di che lavorare, e anche se poi verrà fatto un percorso formativo, non è detto che questo percorso formativo abbia poi uno sbocco lavorativo. Quindi noi stiamo creando dei nuovi schiavi, o per la manovalanza per quanto riguarda la criminalità, purtroppo, oppure stiamo dicendo a queste persone di andare via dalla Sicilia e quindi di andare fuori dall'Italia, anche per cercare di trovare un lavoro che li renderà comunque schiavi, perché di questo si parla. E allora dico, tutto questo modo di agire, e soprattutto di agire improvviso, perché la regione siciliana non è preparata ad affrontare questa bomba sociale. Noi l'abbiamo definita bomba sociale perché noi queste 40.000 famiglie che ad oggi si trovano senza nessuna copertura non hanno assistenza né da parte dei servizi sociali, perché i comuni purtroppo hanno pochissimi addetti, pochissimi dipendenti per poter svolgere queste funzioni, e nemmeno dai centri per l'impiego, che oggi si trovano in questo momento, visto che comunque la riforma poi del centro per l'impiego non è andata avanti, non sono state fatte le assunzioni, si trovano ancora completamente, diciamo, in sotto organico. Quindi noi abbiamo, fino a luglio avevamo 206.000 siciliani, 206.000 nuclei familiari che percepivano il reddito di cittadinanza. È un dato INPS, perché ho fatto un accesso agli atti qualche settimana fa. Quindi noi fino a fine luglio avevamo 206.000 famiglie siciliane che vivono di reddito di cittadinanza. Con un SMS abbiamo sospeso il reddito di cittadinanza a 40.000 percettori, a 40.000 nuclei familiari, che loro definiscono occupabili, ma che di fatto si sono sempre messi a disposizione per poter trovare un lavoro, ma lavoro che ad oggi, ahimè, in Sicilia non c'è, quindi era una forma di sostegno a tutti gli effetti. Allora, diciamo che si parte tutto dal problema lavoro, no? Ma anche, come dire, la vulnerabilità del reddito di cittadinanza, l'attaccabilità, mettiamola così, del reddito di cittadinanza, sta tutto nella carenza di lavoro, perché se il lavoro ci fosse stato, ma soprattutto Di Paola, e naturalmente mi rivolgo anche a Mannino, se il lavoro proposto ai siciliani fosse stato un lavoro giustamente retribuito, non dico nemmeno ben, dico giustamente retribuito, e non ci fosse il nero, diciamo che anche le richieste di reddito sarebbero state veramente molto di meno, molto inferiori, e quindi l'esborso sarebbe stato inferiore. Parte tutto dal lavoro. Ma è chiaro che, come veniva detto, qui il problema di fondo è che il governo, piuttosto che combattere la povertà, ha combattuto e ha aggredito i poveri. Detto questo, non c'è dubbio alcuno che noi qui abbiamo un problema. Noi abbiamo un apparato produttivo debole e fragile, e quindi avremo bisogno davvero di un piano straordinario per il lavoro, un piano straordinario del lavoro che naturalmente debba provare a dare una risposta soprattutto ai giovani siciliani che oggi sono costretti ad emigrare e non hanno qui la possibilità di costruirsi il loro futuro e di coltivare qui i propri sogni. E quindi abbiamo bisogno di un piano per il lavoro straordinario, che passa attraverso 3 cose molto semplici. Innanzitutto attraverso il rilancio della nostra pubblica amministrazione. Ad oggi nella nostra pubblica amministrazione, tra tutti i vari settori, dalla sanità
agli enti locali, alle funzioni centrali, noi abbiamo bisogno di qualcosa come 45.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Questo significherebbe mettere a disposizione della pubblica amministrazione siciliana l'intelligenza, la competenza dei giovani siciliani, e poi dobbiamo investire soprattutto nei settori in cui noi siamo fortemente vocati. Io penso innanzitutto all'agricoltura. Noi siamo la seconda regione d'Italia per produzione agricola, ma siamo la 12ª per lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, e dentro questo gap c'è il fatto che noi ci manca tutto il segmento dell'industria agroalimentare. Rilanciare sul turismo, perché voglio ricordare anche qui un dato che fa a pugni con quella che è la nostra regione. Noi abbiamo una presenza di 15 milioni di presenze turistiche l'anno, il 75% localizzate nei mesi di luglio e agosto. Una regione come la Sicilia, che ha un patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico straordinario, c'è bisogno invece di investire in questi settori. E poi una grande regione come la Sicilia non può non avere un proprio apparato industriale, e nella fase in cui noi abbiamo una quantità di risorse importanti, 50 miliardi di euro, noi abbiamo bisogno di far sì che queste risorse servano per ridisegnare il nostro apparato industriale nell'ottica della transizione ecologica e digitale. Allora, io però vorrei ritornare, fare un attimo un passo indietro, e vorrei prendere a emblema di questo nostro discorso un messaggio che mi è appena arrivato. Buon pomeriggio, sono una ex percettrice di reddito di cittadinanza, anzi un ex percettore, scusate, ma insomma dovevo mettere gli occhiali, e dovrei aderire al nuovo sussidio di 350 euro che è legato alla frequentazione di corsi di formazione e lavoro, ma leggevo che si può anche optare per fare servizi socialmente utili. È vera questa alternativa ai corsi di formazione? Anche perché io ho 59 anni, dice, e sono piuttosto dubbioso del fatto che qualcuno darebbe lavoro a uno di 59 anni. Cioè, il dubbio di questi occupabili cinquantenni io credo che sia legittimo. Di Paola. No, ma è assolutamente legittimo. Tant'è che tutto questo percorso che come dire, che ha implementato questo governo è un percorso ad oggi truffa, io lo chiamo così, perché di fatto molti cittadini, anche questa signora, questa 59enne che andrà a fare il corso di formazione poi non prevede l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi di fatto percepirà 350 euro al mese, quindi io ho diminuito drasticamente la soglia minima di dignità economica che prima veniva data dallo Stato, e dopodiché dico: guarda, fatti questo corso di formazione che durerà un anno, corso di formazione al solito che viene pagato profumatamente dallo Stato, viene pagato poi tramite la regione, ma questo corso di formazione ad oggi non c'è nessun contratto con aziende o con cooperative per immettere poi queste persone nel mondo del lavoro. Quindi significa che fra un anno queste persone, dopo che gli abbiamo dato solo 350 euro al mese, fra un anno queste persone si troveranno comunque in mezzo ad una strada. Quindi ecco che, perché dico che comunque tutto il ragionamento che si sta facendo in questo momento è un ragionamento che non sta in piedi, che non aiuta né le povere persone e quindi non le aiuta economicamente a tamponare il loro stato di povertà, visto che sto dando loro solo 350 euro al mese, e nello stesso tempo questo percorso di formazione non porterà assolutamente gli occupabili una possibilità di posto di lavoro, perché non c'è nessun collegamento né con aziende né con cooperative o con altre aziende di tipo pubblico, quindi saranno sicuramente corsi professionali fini a se stessi. Ecco, ma allora quando si dice formazione cosa significa? Cioè, a cosa ci si riferisce in modo preciso? È chiaro questo? Cioè, è stato chiarito? No, guardi, noi ad oggi, dall'interlocuzione che noi abbiamo avuto con la Regione, l'unica cosa chiara è che i cittadini debbono iscriversi in questa famosa piattaforma. Dopodiché i centri per l'impiego profileranno queste persone e sulla base di questa profilazione verranno individuati i corsi di formazione dove allocarli. Però è chiaro che ancora ad oggi, al netto della presenza della piattaforma, come veniva detto da Nuccio Di Paolo, la selezione degli enti di formazione e quant'altro, questo non è stato assolutamente fatto. Ok, allora noi abbiamo un pubblico
drammatico sicuramente, visto che i siciliani che hanno usufruito del reddito sono veramente tantissimi, che in questo momento sicuramente ascoltano le nostre chiacchiere, ma pensano che a settembre, a ottobre, devono far fronte a dei problemi reali, no? Quelli a cui faceva riferimento Di Paola: pagare un affitto, mangiare, qualche bolletta, insomma riuscire ad andare avanti. Cercheremo dopo una pausa di capire se c'è qualche altra possibilità per queste persone di ottenere diciamo un aiuto che possa provenire magari da un progetto regionale del quale anche noi avevamo parlato insomma mesi fa, il famoso progetto GOL, o se appunto vengono attivate altre forme utili a queste persone. Cerchiamo di essere utili a loro che ci guardano, subito dopo la pausa. Seconda parte di Sicilia 24 Focus, oggi dedicato al reddito di cittadinanza che cambia, che diventa per l'appunto supporto formazione, lavoro, che diventerà così. Vogliamo vedere, vi riproponiamo, e lo chiedo ovviamente ai miei ospiti di guardare il servizio che è stato realizzato proprio oggi dal collega Marco Gullà sull'argomento che concerne proprio, che è legato ai timori e alle preoccupazioni delle persone che stanno presentando in questi giorni appunto la loro domanda per il nuovo supporto. Ecco. Reddito di cittadinanza si cambia, ormai si va verso l'addio. Da oggi gli ex percettori del sussidio potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro e se hanno i requisiti per accedervi potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo, durante il quale per i complessivi 12 mesi potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. Lo potranno fare tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio da parte dell'INPS di cessazione del reddito e a sua volta sono occupabili. Oggi siamo stati in un patronato di Palermo e per molti di loro c'è immediatamente una notizia poco positiva. Oggi quindi tu presenterai questa domanda, però devo dirti da precisare che partirà il mese dopo dal momento in cui tu l'hai presentata, quindi le 350 euro non sarà nel mese di settembre che li percepirai, ma se tutto andrà bene sarà giustamente accolta da ottobre. Cosa ti aspetti da questa nuova misura? Allora, innanzitutto che inizi presto, assolutamente, così almeno riusciremo a sopravvivere con questi 350 euro. E poi logicamente alla fine di questi corsi di formazione l'inserimento subito nel mondo del lavoro. Per questi due ex percettori palermitani la situazione è decisamente delicata. Il padrone di casa, come mi può dire, può aspettare 2 mesi, non massimo 3 mesi, poi non so se sicuramente provvederà a qualche cosa, a mandarmi qualche spratto e io per andare a finire in mezzo alla strada non posso assolutamente andarci. Come sopravvivo? Così, facendo dei piccoli lavoretti in nero, è inutile che ci nascondiamo dietro tanti e grandi bugie, facendo dei piccoli lavoretti in nero e quindi sottopagata 4-5 euro. Per poter almeno sopravvivere, non dico pagare le bollette, pagare la casa, però almeno per riuscire a mangiare. Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni di protesta da parte degli ormai ex percettori. Ed ecco qua, insomma, questo è più o meno il quadro, anche se il quadro si sta complicando, Di Paola, perché ci giunge notizia che proprio le circoscrizioni comunali da Palermo sono state completamente prese d'assalto per quanto riguarda queste richieste, ma ricordiamo che queste richieste rappresentano rispetto al reddito un po' un imbuto, no? Non solo per quanto riguarda la riduzione della cifra, ma anche perché si abbassa l'ISEE, quindi parliamo naturalmente di una fetta di popolazione che non ne potrà usufruire, quindi insomma sarà ancora più complicato, mi sembra di capire. Guarda, ovvio che sarà complicato. Io voglio fare un ragionamento. Noi stiamo prendendo 40.000 siciliani, perché di fatto abbiamo preso dall'oggi al domani 40.000 siciliani e abbiamo detto loro ti sospendo, ti taglio qualunque forma di sostentamento che tu hai da parte dello Stato. A queste 40.000 persone abbiamo detto per 2 mesi non percepirai nulla, perché di fatto se va bene le 350 euro andranno da ottobre in poi. Dopodiché a queste 40.000 persone stiamo facendo credere loro che se faranno un corso di formazione di 1 anno, non si sa bene lavoreranno. che tipo di
che tipo di corso di formazione andranno a fare? Lavoreranno. Ma io può essere che ci vivo solo io in Sicilia e magari pensiamo di essere la Svezia o la Norvegia. A me non mi pare che ci siano tutti questi posti di lavoro in Sicilia, perché tutta quella gente che già era iscritta ai centri per l'impiego e aveva dato la disponibilità per poter lavorare, e molte di queste persone avevano già fatto un corso di formazione. A me non mi pare che questa gente ha ricevuto offerte di lavoro, e non credo che la cosa potrà cambiare da qui a un anno se non si fanno degli accorgimenti in maniera corretta a questi corsi di formazione, perché se è solo un corso di formazione senza poi l'aggancio con le aziende, con aziende pubbliche, con cooperative, per queste 40.000 persone la quasi totalità si ritroverà nuovamente per strada, perché poi il periodo di un anno finirà e non si troverà poi né di che mangiare né di che vivere. Quindi noi veramente stiamo rischiando, soprattutto in questa fase, che è una fase molto critica, perché noi siamo usciti fuori dal Covid e dalla crisi economica che ancora si tocca con mano. Quindi i posti di lavoro in questo momento non è che si stanno creando. Vedi anche la sospensione del super bonus 110% che permetteva pure di dare un po' di lavoro, un po' di respiro al mondo dell'edilizia. Qui i posti di lavoro in Sicilia si stanno perdendo. Quindi noi stiamo ulteriormente aggravando la situazione economica siciliana, perché io ricordo che queste 40.000 persone, quei soldi che prima percepivano, non li potranno più spendere nei generi alimentari, nei supermercati, nei mercati, che andranno poi a chiudere anche come attività, perché se la gente non spende, in automatico anche il mercatale, anche l'alimentare sotto casa, anche il fruttivendolo, non avrà di che vivere. Ecco Di Paola, arrivano messaggi, qualcuno ci scrive: adesso si mangerà a ottobre. È una questione di tempi, in una situazione come quella che stiamo vivendo 20 giorni, 10 giorni fanno la differenza. Ecco, noi cosa possiamo dire in questo momento? Perché è chiaro che poi anche la politica deve rielaborare delle soluzioni, no? Deve pianificare delle soluzioni anche alternative. È chiaro che adesso il pensiero è rivolgersi alla regione. Io parlavo prima del progetto GOL, che è qualcosa che è rimasto probabilmente un bel progetto ma non ancora attuato, cioè parliamo di un programma di garanzia occupabilità dei lavoratori. A che punto stiamo, Di Paola? Ma siamo molto indietro. Ecco. Io qualche settimana fa, subito dopo che hanno interrotto il reddito di cittadinanza ai primi 37.000 nuclei familiari, io ho parlato anche con l'assessore al lavoro e mi dicevano che comunque noi siamo indietro rispetto ad altre regioni. Quindi il governo nazionale non ha nemmeno verificato se le regioni erano al passo nell'andare poi a sviluppare i progetti relativi alla formazione e all'occupabilità. Noi siamo ancora indietro anni luce rispetto ad altre regioni. Allora dico, noi subito proporremmo già da settembre che i fondi che la regione può avere a disposizione, al di là poi dei programmi legati a fondi europei o a fondi statali, ma se la regione ha dei soldi, e so che il presidente Schifani sta spingendo fortemente per la riattivazione delle province, per fare le elezioni provinciali e per rimettere nuovamente i gettoni ai consiglieri provinciali, ai presidenti delle province, se trovano i soldi per i consiglieri provinciali e per i presidenti delle province, eventualmente se mai ci sarà questa votazione, io in commissione bilancio, perché questo disegno di legge dovrà passare dalla commissione bilancio e vorrò vedere se il governo regionale metterà milioni di euro su questa riforma, io chiederò espressamente che quei milioni di euro vengano utilizzati per fare da cuscinetto a livello di welfare a tutti quei siciliani che oggi si trovano completamente per strada, e molti di loro io li ho incontrati e non hanno più nemmeno i soldi per pagare l'affitto, perché ricordiamoci sempre che all'interno del reddito di cittadinanza rientrava pure la quota per l'affitto, è vero. Allora siamo praticamente quasi al termine. Eppure di fondi per la povertà ne sono arrivati tanti, non sono stati spesi? No, intanto chiariamo, allora sul progetto GOL non ci sono previste misure per coloro i quali sono percettori di reddito di cittadinanza. E le misure riguardavano solo ed esclusivamente coloro i quali erano sottoposti ad ammortizzatori sociali di altra natura, cassa integrazione e quant'altro. Però adesso il reddito non ci sarà più. Quindi ad oggi
su questo terreno noi avevamo chiesto nell'incontro nei primi giorni di agosto all'assessorato di rimodificare il progetto GOL e prevedere la possibilità del reinserimento di questi soggetti, cosa che non è stato possibile. Fondi per il contrasto alla povertà. La regione siciliana, sappiamo tutti, ha beneficiato in questi anni di qualcosa come 573 milioni di euro per contrastare la povertà suddivisa nei vari distretti. Sono tutti fondi nazionali ed europei. La regione siciliana ha investito per contrastare la povertà solo ed esclusivamente 15 milioni di euro. In una terra come la Sicilia, dove stiamo parlando di oltre 400.000 persone che vivono sotto la soglia di povertà, 15 milioni di euro fanno ridere. Per questo noi riteniamo che sia urgente mettere in campo subito la riprogrammazione dei fondi di 14-21, ancora ci sono dei residui, provare a riprogrammare queste risorse e poi provare a accelerare sulla programmazione 21-27, recuperare tutte le risorse necessarie, da un lato per contrastare la povertà, ma la vera sfida che la Sicilia ha di fronte a sé, con i 50 miliardi di euro che abbiamo, tra PNRR, fondi strutturali e quant'altro, è provare davvero a costruire un nuovo apparato economico, un nuovo modello sociale. Grazie. Io volevo chiudere salutando anche Di Paola, però chiedendogli una cosa, Di Paola, perché poi insomma credo che ripensare le cose serva sempre, no? Alla luce dell'esperienza. Se il movimento dovesse ripensare al reddito di cittadinanza, lo ripenserebbe esattamente così o apporterebbe quelle modifiche che magari sarebbero potute servire per attaccare meno questo sussidio? Che cosa avrebbe, come avrebbe spostato, diciamo in qualche modo, cosa avrebbe spostato di questa misura il Movimento 5 Stelle? Guarda, io posso dire che al netto poi sempre dei miglioramenti che possono essere fatti a misure che sono nuove, soprattutto nel campo del welfare, che è sempre un campo molto difficile. Io l'unica cosa che avrei fatto è togliere dalle regioni i governi di centrodestra. Perché ahimè poi sono state le regioni che non hanno attuato in maniera poi definitiva le politiche attive del lavoro e non hanno potenziato nel giusto modo i centri per l'impiego. Quindi c'è stato da parte dei governi regionali di centrodestra, in stragrande maggioranza purtroppo a livello nazionale, perché quasi tutte le regioni italiane sono governate dal centrodestra, c'è stata una volontà specifica e chiara di far fallire questa misura. Lo so Di Paola, però questo non è un diversivo al reddito, questo è proprio una cosa diversa. Chiedevo se c'era da parte insomma del movimento un'idea di un reddito che poteva riproporsi in modo diverso, con qualche aggiustamento, mettiamola così. Ma bisognava semplicemente scorporare la questione del mercato del lavoro con la questione dell'assistenza vera e propria. Una cosa era l'assistenza, una cosa era le riforme sul mercato del lavoro, e questo è quello che forse era il vero limite del reddito di cittadinanza. Condivide Di Paola? Gli unici aggiustamenti dovevano e devono essere fatti sulle politiche attive del lavoro, ma le politiche attive del lavoro ad oggi sono di competenza prettamente delle regioni. Quindi a livello poteva spingere maggiormente su questo. Allora, politiche del lavoro, il tema dei nostri telespettatori è questo: persone sfruttate, persone mal pagate, persone pagate a 4-5 euro in nero. Questo è il grande male che racchiude la maggior parte dei nostri messaggi. Per cui grazie a voi per essere stati naturalmente con noi qui a Sicilia 24 Focus. Buon lavoro a Di Paola naturalmente, che ovviamente è coordinatore regionale ma ovviamente impegnato all'ARS, e grazie naturalmente anche ad Alfio Mannino, che è segretario generale di CGIL Sicilia. Sicilia 24 Focus tornerà lunedì prossimo. A tutti voi buon proseguimento di pomeriggio.